Chiuso, chiuso e chiuso. È l'effetto della serrata nazionale delle autoscuole che protestano così contro l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti. La decisione dell'Agenzia delle Entrate, in vigore dal 3 settembre, è il risultato di una sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale le autoscuole non sono equiparabili a scuole, università e altri enti di formazione e pertanto non possono beneficiare dell'esenzione IVA. Stamattina a Roma la mobilitazione promossa dalle associazioni di settore Unasca e Confarca, mentre lo sciopero faceva sentire i suoi effetti non solo su lezioni ed esami di guida saltati, ma anche su altre pratiche, sospese per la chiusura delle agenzie. Io devo fare il rinnovo della patente, perché la patente mi trovo in disagio, l'appuntamento devo spostarlo. Alta l'adesione anche dal Veneto, dove sono rimaste chiuse 8 scuole su 10. A preoccupare non solo l'improvviso cambio di regime fiscale, ma anche la sua retroattività, tutt'altro che trascurabile dal momento che il fisco esige il recupero dell'imposta non versata su tutti i corsi di guida degli ultimi 5 anni. Non si può fare una legge di questo tipo chiedendo degli arretrati mai versati a persone che non si aspettavano sicuramente di pagare IVA. Adesso come fai a chiedere dell'IVA? Cioè vuol dire mettere in ginocchio tutte le autoscuole? In ballo c'è infatti un conto a dir poco salato. Se dovesse succedere, la maggior parte delle autoscuole a conduzione familiare a questo punto deve chiudere, perché hanno fatto un calcolo approssimativo di circa un 500 milioni di euro. Un conto è l'applicazione dell'IVA e dell'aliquota più giusta. La vera battaglia invece è la cancellazione della retroattività, altrimenti si va in piazza. L'unica cosa intanto è la cancellazione della retroattività. Poi per quanto riguarda l'IVA e l'aliquota, quello poi eventualmente staremo a vedere. Dobbiamo fare in modo che la legge finanziaria, che lo stanno scrivendo in questi giorni, ci dia un po' di retta, altrimenti andiamo in piazza. A farne le spese, avvertono, sarà anche la sicurezza stradale, dal momento che i rincari dei corsi si tradurranno in una diminuzione delle ore di guida. Una scuola a metà, come denunciato dalle auto che nonostante lo sciopero si sono viste in giro, con una croce eloquente.